Un Natale con gli stivali in Veneto, ma purtroppo non sono quelli per proteggersi dal freddo, comprensibile in questi mesi invernali, sono quelli per proteggersi dalla pioggia, fenomeno meteorologico diventato nel mese scorso il tragico protagonista di un'alluvione devastante. Torna quindi la paura per Bacchiglione e Muson, che in queste ore, a causa delle piogge persistenti, sono tornati ad alzare la voce, determinando un comprensibile stato di apprensione per tutti i cittadini già duramente colpiti dal dissesto di novembre. Il clima di nervosismo è palpabile. Dalla notte scorsa frenetici si rincorrono aggiornamenti e previsioni circa i livelli dell'acqua. Il comune di Vicenza ha fatto scattare l'allarme quasi immediatamente. I vigili urbani e la protezione civile stanno diffondendo già da qualche ora, con megafoni, messaggi di allerta nelle zone già colpite il 1° novembre. A Padova l'ondata di piena è attesa invece per le ore 15. Tutti i comuni limitrofi all'asse del Bacchiglione sono stati allertati e si stanno attivando. Sono monitorati con attenzione tutti gli argini, proprio perché compromessi dai cedimenti di un mese e mezzo fa. Le precipitazioni, che si mantengono purtroppo diffuse e persistenti, stanno facendo registrare un importante innalzamento dei livelli idrometrici lungo l'asse del fiumi, in modo particolare per Bacchiglione nella sezione di Vicenza, di Longare e Montegalda. A Longare, nel Vicentino, causa grossi quantitativi d'acqua, il culmine della piena continua a salire. Il Bacchiglione, secondo gli aggiornamenti che arrivano in queste ore della mattina, è già esondato nei pressi di Veggiano, in un'area golena vicino al castello di San Martino. Massima allerta nel Padovano, dunque. Alla Paltana è presente già da qualche ora la protezione civile. Il vice sindaco Ivo Rossi prevede che il livello dell'acqua dovrebbe essere più basso di circa 90 centimetri. Il ponte di Creole è stato chiuso e si guarda con attenzione al ponte di Trambacche, che tuttavia non è stato ancora chiuso. Cresce l'apprensione e si torna a guardare ai livelli dei fiumi, con la speranza che non si ripetano copioni già visti.